Buongiorno a tutti ragazzi, scusate se non ho capito perché si è bloccato. Comunque stavamo dicendo che oggi, sulla base delle previsioni disponibili anche sul sito della Protezione Civile, ci sarebbe avviso di condizioni meteorologiche avverse. C'è sta un'allerta per oggi, martedì 13 agosto, un'allerta arancione sulla Lombardia e per la precisione sulle Prealpi Varesini, Laghi, Prealpi Occidentali e Val Chiavenna. Qui sarà molto intensa la situazione. Poi per quanto riguarda le altre regioni, allerta gialla invece per il Friuli Venezia Giulia e il Veneto. Quindi poi ci sarà anche su alcuni tratti delle Marche fortissimi temporali che potranno assumere carattere temporalesco. Quindi per temporalesco intendo intense rovesci, bombe d'acqua, attività elettrica molto elevata, grandinate, forte traffico di vento. Quindi mi raccomando ragazzi, massima attenzione in questi luoghi dove io vi ho detto. Quindi se volete potete consultare il sito delle criticità previste sull'Italia, sulla protezione civile sul sito. Quindi mi raccomando in queste regioni di fare massima attenzione come sempre. Può accadere come non può accadere, quindi sempre rimanete con gli occhi ben aperti era di trovare un posto, non dico sicurissimo, ma perlomeno un luogo sicuro, quindi lontano dall'acqua, se vedete che la macchina sta in un fiume d'acqua che si è creato per il forte, anzi intensa pioggia, uscite dalla macchina e andate via. Quindi come sempre non rischiate di salvare la macchina, salvate voi stessi. Quindi se potete fare a meno e vedete che piove davvero forte, evitate di uscire se potete. Se invece dovete andare a lavorare o altro, a fare qualche servizio urgente, mi raccomando sempre massima attenzione, perché le bombe d'acqua ragazzi vanno veloci nel senso della parola, in 2-3 minuti non si capisce davvero nulla. Quindi qua non si tratta di 20 minuti o 30 minuti, qua si tratta di 2-3 minuti, scarica tanta acqua al suolo che si formano dei veri e propri fiumi. Quindi evitate. Quindi ripeto ragazzi, allerta arancione Lombardia, allerta gialla per il Veneto e Friuli Venezia e Giulia, e anche su alcuni tratti delle Marche. Quindi queste sono le regioni interessate da questa perturbazione. Per quanto riguarda tutte le altre regioni, no, in Sardegna no. Per tutte le altre regioni, come stavo dicendo, sarà nuvoloso o soleggiato. Quindi oggi il tempo è un po' strano, quindi diciamo che forse incomincerà a cambiare un po' il tempo. Per ora però il maltempo è concentrato su queste regioni, quindi in Sardegna come in Campania, come ci potrà essere nuvoloso o soleggiato, ma non pioverà comunque ragazzi. Quindi ma prego Palmeria. Quindi ragazzi vi auguro una buona giornata, mi raccomando massima attenzione in questi luoghi. Quindi mi raccomando Avvocatella, tu stai in Friuli Venezia Giulia, attenzione, attenzione in Veneto e in Lombardia. Quindi ragazzi, e anche gli amici delle Marche, su alcuni tratti ci sarà fortissimo maltempo, quindi anche gli amici delle Marche fate attenzione. Ragazzi vi auguro una buona giornata, buon appetito a tutti e ci sentiamo al prossimo video. Ciao a tutti.